La Regione Veneto è la prima regione che presenta il catalogo di tutta una mostra contemporanea che si è svolta in tutta Italia. Qualche considerazione su questo evento? Beh, noi siamo soddisfatti, credo, per più di un motivo. Era più difficile in Veneto portare, come dico io, a terra questa iniziativa, perché era in qualche modo facile nelle altre regioni fare iniziative nei capoluoghi. Avendo la Biennale a Venezia, avere il coraggio di decidere che la parte contemporanea si facesse fuori Venezia, come dico io, a terra, era una sfida importante. Sfida vinta perché siamo riusciti a valorizzare una bellissima villa regionale, siamo riusciti a far esporre 60 artisti, alcuni molto noti, alcuni noti ai addetti ai lavori, quindi abbiamo messo insieme gli uni e gli altri, abbiamo aperto la loro qualità a un'utenza che in qualche modo si è stupita del connubio tra questa villa storica e l'arte contemporanea e soprattutto abbiamo avuto una crescita in villa del 30% delle presenze nel periodo di apertura della mostra. Beh, tutto questo ci rende orgogliosi. Bene, quindi anche qualche proposito per riproporre l'iniziativa? Aspetteremo per la prossima Biennale l'idea del nuovo curatore. Se continuerà questa ipotesi di lavoro di fare il Padiglione Italia nelle 20 sedi regionali, ci saremo. Se il prossimo curatore avrà idee diverse, cureremo noi un'iniziativa che in qualche modo, non copiando questa, dia grande spazio all'arte contemporanea, ai nostri grandi artisti, perché se il Veneto è la culla del passato, di grandissime esperienze del passato, noi siamo una regione che ha sempre guardato al futuro.